Cari telespettatori, eccoci insieme, ben ritrovati con noi, con i nostri ospiti. Adesso ve li presento subito, poi entriamo nel merito della nostra trasmissione. Allora, ben arrivata Silvana Fanelli, segretaria CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi dell'invito. Ben ritrovato Massimo Cestaro, segretario SPI-CGIL del Veneto. Buongiorno Grazie a anche a lei. Allora, la tematica odierna è molto importante perché parliamo dell'importanza di essere attivi e partecipare anche alla vita politica in generale, non solo del nostro paese, del nostro comune, della nostra regione, ma dell'Europa dove ci troviamo, perché le decisioni che poi vengono prese, ponderate in Europa e poi arriveranno comunque anche sopra le nostre teste, sono determinanti per la nostra vita e lo abbiamo visto dalle più piccole cose quando parliamo di direttiva green, poi quindi di auto elettrica, non auto elettrica, di case coinventate, emissioni zero o quant'altro, di agricoltura in un modo o nell'altro, insomma a vari titoli, e poi entriamo anche nel merito del lavoro, delle pensioni eccetera, conta tantissimo. La partecipazione vuol dire partecipare a tutte le occasioni di manifestare un voto, perché un voto è la partecipazione immediata, diretta del cittadino, e cercando ovviamente di informarsi il più possibile. Allora, tanti dicono, ma che cos'è sta Europa, come decide, cosa fa? Insomma, informazioni tecniche specifiche molti non ne hanno, effettivamente non c'è tanta contezza se non chi esce di recente dagli studi o è del settore, e allora con i nostri ospiti cercheremo in qualche modo di darvi queste informazioni di servizio, facendovi capire quanto è importante essere attivi anche da questo versante e in un modo o nell'altro partecipare. È vero, segretaria? Partecipare è un diritto e un dovere che abbiamo come cittadini del nostro paese, come cittadini dell'Unione Europea. Perché aver partecipato dopo dire non mi è andato bene, potevi andarci. Esatto, la partecipazione è il voto è partecipazione, perché chiaramente i livelli di partecipazione sono diversi per ognuno di noi a seconda del ruolo, ma tutti noi come cittadini e come cittadine abbiamo questo diritto-dovere di partecipazione attraverso l'espressione del nostro voto. Rinunciare è un errore perché qualcun altro decide per noi. E dopo c'è poco da lamentarsi. E dopo c'è poco da lamentarsi, giustamente. Allora, segretaria, spiegando ai nostri telespettatori, anche magari chi ha qualche anno in più e non ha avuto modo di studiarlo, diciamo così, sui banchi di scuola, quello che si vota con le elezioni europee, per esempio, che cos'è? Beh, allora votiamo le strutture democratiche della Comunità Europea, dell'Unione Europea. Unione Europea che nasce 80 anni fa dal disastro della Seconda Guerra Mondiale e proprio sull'idea che dopo insomma, i disastri delle due guerre serviva un periodo di pace. L'idea dell'Europa unita nasce proprio sull'idea di garantire la pace ai cittadini e alle cittadine del continente europeo. Infatti io chiedo dalla regia, ecco qua, le slide, le elezioni europee, questo è appunto per capire l'importanza, ma anche quella che per l'Europa una condizione straordinaria, perché le diceva usciva dalle macerie di due guerre mondiali e quindi come dire si inizia a parlare già durante come dire, il manifesto di Ventottene che viene redatto ancora in periodo di guerra da persone imprigionate appunto sull'isola di Ventottene per motivi politici, e cominciano a ragionare di un'Europa che garantisca ai propri cittadini e cittadine la pace. Nasce su mettere insieme e scrivere delle regole perché la competizione economica non si trasformi in conflitto, perché lo vediamo purtroppo anche oggi che la definizione dei perimetri economici e dell'influenza si cerca di risolverla attraverso le guerre, e quindi nascono le prime
comunità europee, prima legate al carbone e all'acciaio. Infatti io chiedo alla regia le tappe dell'Unione Europea di mettere appunto la slide per capire quelli che sono stati degli step, non è che si è arrivati a bomba all'Unione Europea. Esatto. Prima, come dicevo, nel 1951 nasce la comunità europea legata al carbone e all'acciaio, perché erano i due fattori, le due materie prime fondamentali, insomma, sulle quali anche si è combattuta la seconda guerra mondiale. Si prova poi a ragionare di una Commissione europea di difesa, che però, perché inizia la guerra fredda dopo all'inizio degli anni 50, che però non trova, diciamo, uno sbocco, e nel 57 con il Trattato di Roma poi si arriva al mercato unico europeo, quindi un'unione economica. Si parte da un'unione economica per garantire uno sviluppo omogeneo per i cittadini e le cittadine della comunità europea, dei paesi che aderiscono in quella fase. E nel 79 nei primi 9 Stati membri si svolgono le prime elezioni europee. Per la prima volta i cittadini di questi 9 Stati vengono chiamati ad eleggere i propri rappresentanti nella comunità europea. Nell'85 poi si ragiona giustamente, perché con il trattato di Roma si raggiunge la comunità economica europea, ma alla libera circolazione delle merci, dei servizi, bisogna aggiungere la libera circolazione delle persone, dei cittadini e delle cittadine, altrimenti è una unione solo economica, e quindi il trattato di Schengen, al quale l'Italia aderisce poi nel 1990, se non mi ricordo male, e quindi la libera circolazione si diventa cittadini della comunità europea, perché in quanto non esistono più i confini, le frontiere tra paesi europei, io, oltre a essere, tutti noi, oltre a essere cittadini del paese di provenienza, siamo cittadini europei e possiamo circolare liberamente. Ecco, io chiedo alla regia magari se può mettere a tutto schermo, così possiamo vederlo anche meglio, proprio la slide relativamente a queste tappe, ma passiamo a quella successiva già, perché poi lei ce l'ha spiegate benissimo, perché quando parliamo di organismi dell'Unione Europea forse necessitano di una maggior visione d'insieme, perché per non tutti è così chiaro, perché dopo si arriva anche al Parlamento e si capisce perché. Certo, diciamo che questi sono trattati che disegnano l'Europa, che la disegnano, come dicevo, economicamente, che poi danno diritto di cittadinanza alle persone, ma come in uno Stato servono degli organismi istituzionali per governare questi fenomeni, e quindi la Commissione europea, che faccio un passo indietro, anzi il Parlamento europeo, che è quello dove siedono i 705 rappresentanti che vengono eletti dai cittadini di tutti i paesi europei. C'è poi, che è l'equivalente, diciamo, del nostro Parlamento, se vogliamo fare un parallelo. C'è poi il Consiglio d'Europa, che è il luogo nel quale si discute, si modificano e si adottano le leggi e si adottano insieme con il Parlamento le leggi della Comunità Europea. E poi c'è il Consiglio dell'Unione Europea. Il Consiglio Europeo è praticamente un organismo formato dai capi di Stato o di governo dei paesi che fanno parte della comunità, quindi dai nostri massimi rappresentanti. E poi c'è il Consiglio dell'Unione Europea, che invece è una specie di Consiglio dei Ministri, che ha delle geometrie, chiamiamole variabili, perché è formato a seconda degli argomenti di cui si tratta, dai ministri della difesa piuttosto che dai ministri della sanità, piuttosto che dai ministri dell'istruzione, a seconda, e così via, a seconda della tematica che si affronta, perché chiaramente non possiamo fare un Consiglio dei Ministri istituzionalizzato. Questi organismi lavorano insieme, mentre all'inizio della sua storia il Parlamento era solo un organismo consultivo, adesso invece questi consigli, le commissioni, il Parlamento europeo lavorano insieme e
approvano insieme, c'è chi propone come nel nostro paese le leggi e poi il Parlamento europeo insieme al Consiglio dell'Unione Europea e alla Commissione vota e promulga le direttive che poi devono diventare esecutive nei nostri paesi e quindi partecipare al voto del Parlamento europeo vuol dire anche partecipare alle scelte che in Europa si deve fare per avere una conduzione omogenea nel nostro paese per affrontare situazioni economiche, situazioni legate alla sanità. Abbiamo visto cosa ci ha insegnato la pandemia. Senza la comunità europea, senza delle scelte fatte di comune accordo a livello europeo, forse non ne saremmo usciti così come siamo riusciti. Anche se adesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità c'entrerà tanto e cambierà anche da quel punto di vista, quindi speriamo bene, ma che non succeda più nulla. I poteri del Parlamento europeo sono quindi importantissimi. Quando noi diciamo i parlamentari europei, vabbè, sono laggiù, vanno laggiù, eccetera, in realtà poi sono la voce dei cittadini e delle cittadine dei paesi che hanno votato, cioè il Parlamento europeo dà voce a noi cittadini attraverso l'espressione del voto, perché chiaramente non è pensabile che tutti si partecipi personalmente, no? È quello che avviene neanche nel nostro paese, è l'elezione dei nostri rappresentanti, di chi vogliamo che sieda in quel consesso così importante, perché poi le scelte da prendere sono importanti per il futuro dell'Unione Europea ma anche degli Stati membri e quindi è la massima rappresentanza dei cittadini e delle cittadine. Certo. Rinunciare a partecipare, quindi rinunciare ad andare a votare vuol dire rinunciare a una parte della decisione che spetta a noi attraverso il voto. Assolutamente. E per quanto riguarda gli europarlamentari, che 76 sono per l'Italia, che non è un numero da poco, no, non è un numero da poco, sono 705 in totale, 76 sono più del 10%, i paesi sono... un peso. Abbiamo un peso perché i paesi sono 27, se non vero, no, perché ogni tanto sono 27 e se noi abbiamo il 10% vuol dire di 705 vuol dire che siamo un paese importante dentro la comunità europea. E ancora di più diventa importante quindi dire chi vorrei che in qualche modo rappresentasse il mio interesse. Anche perché nel sistema di votazione del Parlamento europeo i cittadini possono indicare, scegliere fra chi è candidato a seconda delle liste, ma possono fare una scelta nominativa della persona da indicare al Parlamento europeo. Quindi davvero un esercizio di democrazia e di partecipazione forse il più alto, insomma, in questo momento che noi possiamo esercitare. L'altra cosa importante da far capire quando si parla di circoscrizione nord-est, circoscrizione centro-Italia, sud-Italia, eccetera, perché questi parlamentari hanno delle competenze in modo da avere una lente di ingradimento, di rappresentare quell'ambito territoriale. Queste sono le circoscrizioni, no? Sì, le circoscrizioni sono naturalmente più ampie di quando si fa una votazione per nazionale, quindi abbiamo, adesso anch'io devo guardarmi il numero esatto delle circoscrizioni, però per quanto ci riguarda è il nord-est che comprende l'Emilia-Romagna, il Veneto, il Friuli, Venezia Giulia, perché si deve ragionare di aree vaste, come dire, avere una visione un po' più alta di quella che è, insomma, una visione più legata al panorama nazionale, quindi un legame con un territorio di provenienza che viene appunto definito anche per omogeneità. Insomma, noi sappiamo che anche a livello nazionale il nord-est ha ad alcune caratteristiche, il legame deve essere con questo territorio, ma avendo una visione più alta e portando, come dire, questa visione dentro un panorama ancora più grande che quello europeo,
e quindi per fare, come dire, una mediazione delle nostre visioni per una visione collettiva più alta e più importante. Quindi per le parti sociali come il vostro sindacato è determinante l'Europa? E quindi voi rappresentate i lavoratori. Cioè è determinante per i lavoratori perché attraverso le norme, insomma, che vengono definite anche a livello europeo hanno un impatto importante anche sul livello nazionale e anche perché c'è la libera circolazione delle persone, dei lavoratori e delle lavoratrici, e quindi avere un'omogeneità di trattamento aiuta ad elevare la condizione delle persone e quindi dei lavoratori e delle lavoratrici. Faccio solo l'esempio di alcune delle ultime direttive anche in ottica di lavoro, cioè da una direttiva europea, quella sul salario minimo, che si è aperta una discussione anche nel nostro Paese. Infatti, c'è la pubblicità che incombe. Allora, no, era proprio per chiarire questo. Infatti questa è un po' anche la ratio di questa partecipazione anche vostra da parte del sindacato, oltre allo CGIL. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, qualche secondo. Quando ritorniamo insieme, diamo la parola anche allo CGIL per far capire, quindi, per i lavoratori, per le parti attive, quanto è importante appunto perché sono in gioco, ma anche per chi pensa di essere fuori dai giochi, tanto fuori non lo è, perché abbiamo visto che ci sono decisioni che condizionano anche le persone che in realtà sono pensionate e che comunque continuano ad avere un ruolo importante, sempre cittadini europei siamo tutti. A tra poco. Bella. Allora, siamo tornati con voi. Chiedo alla regia, prima di dare la parola al nostro segretario Massimo Cestaro, se mi rimetti in onda il messaggio che è nato prima, che così possiamo leggerlo, quindi senza far torto ai nostri telespettatori. Il lavoro è essenziale per la persona, ma preservando la dignità e i diritti, come dite voi, mettiamoci la firma. È bravo, che ne abbiamo parlato di recente, vedi che hanno capito, grazie, e che serve appunto per il referendum. Se ci sono altri messaggi poi magari li vediamo insieme. Segretario, partecipazione anche per le persone pensionate, che uno magari dice non sono più nel mondo del lavoro, sono fuori, cosa vuoi che serva per me? Assolutamente sì, tra l'altro il messaggio che abbiamo appena visto ha centrato il tema, insomma. L'Unione Europea, adesso se posso dire un attimo rispetto alle cose che diceva Silvana un attimo fa, nel 1951 appunto nasce la CECA, cioè la comunità del carbone e dell'acciaio. Dico sta cosa perché l'Europa veniva da due guerre, tra la prima e la seconda in realtà poco più di 20 anni, e lì l'Europa decide di non fare più la guerra per dirimere i contenziosi economici e quindi mette in comunità le materie prime, cioè carbone e acciaio. Da lì va avanti la storia ed è una storia straordinaria quella dell'Europa perché è un continente che mette assieme rapporti economici tra stati, sceglie di avere il libero scambio e sceglie anche di avere una sorta di welfare diciamo continentale. Ovviamente ogni paese ha la sua storia, ma c'è una idea di Stato sociale che è proprio tipico dell'Europa. Lo dico perché naturalmente le elezioni europee guardano ai 27 paesi, ma mi piace dire che l'Europa è una idea. Trovi Europa nel Sud America, trovi Europa nel Nord America, trovi Europa a Mosca, perché è una idea che si è allargata nel corso del tempo e non è un caso che i grandi processi migratori guardano all'Europa come diciamo una possibilità di crescita e di affermazione. Allora in questo è evidente che sono importanti le politiche che l'Europa fa, mantenendo salda la sua missione e la sua storia. E naturalmente i sindacati dei pensionati a livello europeo hanno avanzato una serie di proposte. Questo è importante ricordarlo, infatti. Perché anche qua diciamo l'Europa è un continente virgolette vecchio, noi diciamo fortunatamente vecchio, perché abbiamo un'età media più alta del resto
del mondo, a parte il Giappone. Ma perché? Perché abbiamo un tenore di vita, una qualità della vita che consente alle persone di vivere di più. Questo significa però che l'Europa deve avere delle politiche che diciamo, guardino anche a questo processo. E quindi stiamo cominciando a pensare che forse è il caso di avere una sorta di pensione diciamo, costruita a livello europeo, un sistema di protezione sociale anche per la non autosufficienza che guardi agli anziani europei. Pensiamo anche al clima. Ora, diciamo, c'è una cosa importantissima che l'Europa ha deciso di avviare proprio per ridurre le emissioni di CO2. Poi si possono discutere le ricette, però il fatto che l'Europa abbia posto al centro dell'attenzione propria e del resto del mondo la necessità di ridurre le emissioni di CO2 e attraverso questa strada evitare le tragedie dei cambiamenti climatici è un fatto importante. Ma guardate che questo riguarda le persone, perché poi diciamo, le tragedie dei cambiamenti climatici, che sono le grandi inondazioni, che sono i grandi caldi, colpiscono le fasce più deboli della nostra società, e quindi molto spesso ci sono anziani che muoiono per il troppo caldo, ci sono anziani che muoiono per le inondazioni, perché le case non sono sufficientemente attrezzate, eccetera. Allora, avere una idea circa il fatto che più di un terzo della popolazione europea è costituita da anziani è un tema che i sindacati dei pensionati hanno già posto e continueranno a porre a livello europeo. Naturalmente con una idea solidaristica, cioè noi non faremo, perché nella nostra natura, azioni o proteste o rivendicazioni che guardino solamente agli anziani, perché se si riduce la popolazione attiva, cioè se si riducono i giovani, poi anche egoisticamente c'è un problema per la tenuta dello Stato sociale che guarda anche gli anziani, per cui, come diciamo sempre, le questioni che riguardano gli anziani in realtà riguardano tutti, riguardano anche i giovani. E in particolar modo rispetto ai giovani, rispetto ai quali c'è o dai quali c'è una forte sensibilità sui temi dell'ambiente, insomma, dovrebbe essere questa una spinta anche per i giovani di partecipare a questo e altri appuntamenti a livello europeo, perché il tema delle prospettive, diciamo quella che si chiama della Green Deal, cioè diciamo una idea di sviluppo che tenga conto delle condizioni ambientali, una cosa di larghissimo interesse. Basta che siano sostenibili, perché poi alla fin fine economicamente le decisioni prese nell'ottica del Green Deal erano sostenibili per un target benestante e non certo di pensionati, che si sono anzi terrorizzati perché... Ma questo è giusto, cioè nel senso che è chiaro che diciamo, la trasformazione della nostra economia deve essere accompagnata, perché tu non puoi dire a una persona, giovane o anziana che sia, c'hai una casa vecchia, non più diciamo, in linea con i criteri di risparmio energetico, o te la metti a posto, la tua casa non vale niente. Quindi occorrono degli interventi, cioè nel senso che il processo di trasformazione ha bisogno di un intervento anche a livello europeo, da parte di singoli stati, ma anche a livello europeo. E questa è un po' la sfida e la discussione che faremo nei prossimi tempi, perché il tema è esattamente questo. Però anche qua l'Europa ha fatto una cosa secondo me straordinaria, primi al mondo, una regolamentazione dell'intelligenza artificiale, che guarda anche agli interessi dei cittadini, che nel senso hai due estremi, gli Stati Uniti per i quali diciamo, c'è la libertà di impresa e per cui ogni grande impresa può fare quello che vuole. Dall'altra parte la Cina, tutto quanto statalizzato, quindi o è nell'interesse dello Stato o non è. L'Europa
fa una cosa che prova a governare i processi legati all'intelligenza artificiale, quindi ponendo dei temi che riguardano la privacy delle persone. Adesso qua possiamo entrare nel merito, ma fa una scelta straordinariamente intelligente, perché dice qui c'è un percorso di innovazione che riguarderà l'intera società, la riguarda già oggi, ma più passa il tempo lo riguarderà sempre di più. Si è posto il tema di regolamentare quell'attività economica, che è una cosa di grandissimo spessore. Poi magari in qualche altro momento facciamo qualche approfondimento su questo punto, ma lo dico per dire che il ruolo dell'Europa nel mondo può essere centrale di più di quanto non lo sia adesso. Noi siamo abbastanza critici circa il fatto che rispetto a un drammatico conflitto in Ucraina l'Europa sia un po' spenta. Ecco, diciamo che l'Europa può, e noi diciamo deve giocare un ruolo per la mediazione tra le parti in causa, e che le armi non possono essere l'unico strumento per dirimere dei conflitti, esattamente come dice la nostra Costituzione. E quindi c'è bisogno di un'Europa ancora più forte e partecipata, perché i parlamentari europei, gli organismi europei devono sapere che c'è una popolazione attenta a quello che l'Europa fa. Sì, che anche questo è importante, perché dopo, certo, dopo lamentarsi quando ci sono dei provvedimenti che diventano pesanti per i cittadini, per i singoli cittadini, anche perché poi ogni Stato ha delle sue connotazioni, questo è indubbio. Noi ci troviamo a volte in difficoltà con alcune categorie produttive. Qua appunto è sottolineato la data delle votazioni, ma lo sappiamo bene tutti quanti, c'è bell'impresso, però repetita Juvent. Perché? Perché siamo tutti diversi, ed effettivamente provvedimenti che possono andare bene in Germania, qua da noi, in Sicilia magari non ci ritroviamo. Quindi... Sì, però anche su questo proviamo a fare un po' di attenzione, nel senso che ci sono i regolamenti europei che sono quelli immediatamente applicati e che spesso riguardano le società, riguardano, sì, per dire, anche il lavoro, per carità. Anche il lavoro, eccetera. Poi ci sono le direttive europee, che sono recepite. Indirizzi che devono essere recepiti dai singoli paesi e non sono automaticamente applicate, ma sono applicate nel momento in cui ogni singolo paese... Però noi siamo in infrazione tante volte, perché sono direttive a volte di difficile applicazione che mettono in crisi il nostro sistema. Ecco, però non è che possiamo continuare a sentire dire il solito refrain ce lo ordina l'Europa, perché diciamo le scelte vengono assunte all'unanimità, quindi certo, diciamo ce lo dice l'Europa, ma c'eri anche tu quando l'Europa ha deciso questa cosa, perché insomma c'è un po' di ambiguità qualche volta quando sentiamo qualche nostro politico che si esprime in questi termini. Siccome vige ancora il principio dell'unanimità nelle scelte, cosa sulla quale secondo noi dovranno prima o poi provare a pensarci, perché non è pensabile che uno, lo dico con il massimo rispetto, uno staterello piccolissimo possa avere un diritto di veto, insomma, rispetto a scelte che magari l'Europa fa. Quindi è chiaro, la cosa è complicata, va ragionata, eccetera. Però, insomma, quando si dice ce lo impone l'Europa, ecco, diciamo che c'era qualche italiano che quella roba l'ha decisa, insomma, quindi non c'è una matrigna che, insomma, cattivamente decide le cose. Insomma, i processi di formazione delle decisioni sono ampiamente democratici e ampiamente partecipati dalle... Certo. Chiedo alla regia se magari riesce a mettere in onda l'altro messaggio che era arrivato, che appunto ribadiva il concetto da parte di un nostro telespettatore o telespettatrice, adesso non lo so, di partecipare al voto. La vera politica ormai si fa in Europa ed è lì che si fanno le manovre con le lobby. Andiamo tutti a votare e non snobbiamo queste elezioni. Il discorso poi, il discorso delle lobby poi è quello che terrorizza, perché tante volte l'Italia è un po'... Sì, però quello che diceva Massimo, che le decisioni vengono prese all'unanimità, e chi è nel nostro Parlamento, e prima vedevamo che non pesa proprio poco l'Italia, perché è la terza nazione per numero di parlamentari europei presenti nel Parlamento, ha un peso, e quindi se si decide all'unanimità vuol dire che anche
chi partecipa per l'Italia ha condiviso quella scelta, quella decisione. Certo. Votare, cioè decidere di andare a votare, vuol dire partecipare a quelle decisioni in maniera indiretta. E imparare a capirle anche. E imparare a capirle, metterci la esatto. testa. Non è così difficile perché sono cose che, come avete visto, riguardano anche il nostro quotidiano, pian pianino l'abbiamo anche capito. Inizialmente erano tanto cose distanti che forse riguardavano più singole categorie produttive, quando si parlava delle reti da pesca, diceva vabbè, i pescatori. Poi invece quando è incominciato ad arrivare alle nostre case, veicoli e quant'altro, abbiamo capito che invece è molto molto più vicina. E poi anche altri temi appunto di carattere etico o del mondo del lavoro, parità di genere e tante altre cose. Ce ne sono veramente tantissime. Faremo magari vari step volta per volta per mettere lente di ingrandimento su queste cose. Siamo giunti al termine, io vi ringrazio la SPCGIL, la CGIL di essere stata qui con noi, a voi cari telespettatori di averci seguito, di aver partecipato come sempre. Come partecipate alla nostra trasmissione, partecipate anche alla vita del nostro paese ma anche dell'Europa. Grazie molte.